Un abbraccio alla persona vicino a voi, dietro di voi, e darle una parola di benedizione. Dile com'è bello vederti questa sera, com'è bello poter essere uno in Cristo con te in questa serata di adorazione, di lode a Dio. Amen. Io credo che lo Spirito Santo abbia qualcosa preparato per noi in questa serata, in questo adorarti, e per questo motivo io voglio invitarti in questo momento non tanto ad ascoltare me, ma a poter chiudere i tuoi occhi e con fede pregare al nostro Signore che venga a manifestarsi in mezzo a noi questa sera. Amen. Facciamo questa preghiera, prega dal tuo posto, sentiti libero di pregare come vuoi. In questo momento tu hai la possibilità di parlare col tuo Padre e di chiedere l'agire dello Spirito Santo in mezzo a noi e dentro di noi in questa serata di adorazione a Lui. Padre, nel nome di Gesù, in questa sera, Signore, siamo qua per ringraziarti, Signore, di questa settimana che è appena passata, insieme ai nostri fratelli, insieme a questa famiglia, Signore. Siamo qua anche per adorarti, Signore, per alzare a te le nostre mani, la nostra voce, la nostra migliore lode, ma soprattutto, Signore, la nostra adorazione in spirito e verità. E ti chiediamo, Dio, che in questa sera tu possa manifestarti in mezzo a noi. Manifestati, Signore, con la tua gloria durante le lodi. Manifestati, Signore, in ogni preghiera, in ogni parola profetica, in tutti i modi, Signore, che tu conosci per poter raggiungere e toccare i nostri cuori. Noi siamo qua perché siamo dipendenti da te, Signore. Per questo ti chiediamo, Padre, che la tua gloria possa inondare questa casa questa sera, che la tua presenza possa riempire i nostri cuori e possa farci uscire di qua rinnovati e trasformati, più simili a te. Nel nome di Gesù benedici questa famiglia, benedici questo culto. Amen. Alleluia. Siete pronti per adorare il Signore? Amen. Alleluia. Adoriamo il nostro Signore. Più per noi combatte, accanto a noi sarà. Lui quel giorno ha vinto. Non saremo smorsi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui. Portando i nostri pesi, ci ha dato libertà. Lui quel giorno ha vinto. Non saremo smorsi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nei nomi di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò chi vive in me, guarito sono nei nomi di Gesù. Alleluia. Più per noi combatte, accanto a noi sarà. Lui quel giorno ha vinto. Ci ha vinto già, non saremo smossi, chi ci fermerà? Portando i nostri pesi, ci ha dato libertà. Lui quel giorno ha vinto, ci ha vinto già, non saremo smossi, chi ci fermerà? Gesù, tu sei qui. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nei nomi di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò
sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, griderà. Più per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà. Più per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, più per noi Combatte con ogni fortezza. il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di La Gesù. Chiesa Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive in me. Sono libero nel nome di Gesù. Io vivrò, non morirò, ti loderò e dichiarerò che vive in me. Guarito sono nel nome di Gesù. Alleluia. Facciamo ancora la parte Dio per noi combatte, così potete usare la vostra voce, vai. Più per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno. Tocca a voi. Satana è sconfitto. La Chiesa, Dio. più per noi il suo regno avanza. Satana. Satana è sconfitto. La Chiesa, Ancora una volta. più per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa Libera. più per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà, più per noi combatte, crolla ogni fortezza, il suo regno avanza, non sarà mai smosso. Satana è sconfitto nel nome di Gesù. La Chiesa griderà. Io vivrò, non morirò, la tua potenza vive. Sono libero. Sono libero. Io vivrò. Io vivrò, Non morirò, loderò e che vive in me. nei nomi di Gesù. Alleluia. Alleluia. Spirito Santo. Alleluia. Guarito sono nel nome di Gesù. Amém? Satanás sconfitto nel nome di Gesù. Amém? Amém? Qual è la tua ricerca oggi in questa chiesa? Cos'è che tu sei venuto a cercare oggi? Ti dico, se tu sei venuto per una bella lode o per qualcosa di speciale che succederà qua, sei venuto per il modo sbagliato, per il motivo sbagliato. Ma se tu sei venuto per ricercare la presenza di Dio, tu sei venuto per il motivo certo. Gesù è questo luogo e Gesù cerca noi. A volte siamo in un ambiente e siamo lontani da quell'ambiente. Dio sta cercando te in questo momento. Dio sta cercando la tua mente in questo momento. Dove è la tua mente? Dove è il tuo cuore? Dove sono le tue distrazioni in questo momento? Tu sei venuto per un unico motivo in questo luogo, cercare la presenza del Signore. Então ti chiedo di cominciare a farlo. Comincia a fare questo, comincia a cercare la sua presenza. Comincia a cercare colui che è morto per te. Io non sono morta per te, ma Gesù lo ha fatto. Gesù lo ha fatto per te. E questa presenza oggi qui
La presenza di Dio, la presenza dello Spirito Santo. La sua presenza è tutto ciò che noi desideriamo, è tutto ciò che noi vogliamo. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva, mi ha offerto una acqua che mai finirà. Facciamo ancora dall'inizio, facciamo ancora dall'inizio. Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, senza conoscermi, un'acqua. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, Perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, e il dono di Dio, il Messia, il mio Vicino al pozzo ero io, quando un uomo giudeo, visto la sete che c'era in me, senza conoscermi sapeva che mi ha offerto una acqua che mai finirà. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre fonti. Non ritornerò. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Dammi da bere che ho sete, non voglio più cercare in altre. Non ritornerò. Non ritornerò a bere per la mia sete saziare, perché io ti ho ascoltato parlare. Tu sei ciò che io desidero,
è il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Io voglio bere del tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisci il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti di acqua viva. Dichiari: io voglio bere, io voglio bere il tuo fiume, Signore, sazia la mia sete, pulisci il mio cuore. Io fluirò nelle tue acque, io berrò della tua fonte, fonti di acqua viva. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei ciò che io desidero, la fonte di vita che mi salvò, il dono di Dio, il Messia, il mio Salvatore. Tu sei il nostro Salvatore, Signore. Santo Spirito, Io ti aspetto qui, ti aspettiamo, Spirito Santo. la mia porta l'ho chiusa per te. Io ti aspetto, Sono qui, ti aspetto, vieni, fai ciò che quello che vuoi. Dai cuore, Ho già il cuore pronto per te. Ti prego, vieni, riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho e sono, e anche chi non sono. Io voglio la tua presenza, è il desiderio del mio cuore. Voglio alzare a te la mia voce e dirti che la tua grazia già mi basta. Io ti aspetto qui, la mia porta l'ho chiusa per te. Sono qui, ti aspetto, vieni, fai quello che vuoi. Ho
già il cuore pronto per te. Ti prego, vieni e riempi oggi qui. Ti dono tutto ciò che ho visto e anche chi non sono. Voglio alzare a te la mia voce per dirti che la tua grazia già mi basta. Già mi basta. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui. Dichiara questo. Dio, fammi restare. Fammi restare. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio, tu sei qui vicino a me. Dio,
E se non lo vedi, Dio, tu lo senti. Fammi restare qui con te, Dio, tu sei qui. so che tu sei qui. È la mia certezza, Dio, tu sei qui vicino a me. Fammi restare qui con te. Buonasera a tutti, Boa tarde, come state? como vocês estão? È un piacere essere qua, è una gioia. É um prazer, é uma alegria estar aqui. Presto condividerò con voi una testimonianza, Logo eu vou compartilhar com vocês um testemunho. però volevo chiedere ad Alex se può per favore mettere un video, Eu queria pedir pro Alex se ele pode colocar um vídeo. perché sì, prima di raccontarvi quello che ho passato in questi ultimi 2 mesi in Thailandia, Porque antes de contar para vocês o que eu passei nesses 3 meses na Tailândia, sì, mi piacerebbe che aveste anche una piccola visuale. eu gostaria que vocês tivessem uma visual. And we give thanks to the God who will deliver. And we give thanks to the one who always saves. You are good. You are good. Forever. And we give thanks for the ashes turned to beauty. Oh, we give thanks for you lift our eyes to see that you are good. Oh, you are good. Yes, you are. Forever. Oh, Jesus, we will sing. Great is the steadfast love, the steadfast love of God. And great is the steadfast love, oh, the steadfast love of God. We give thanks, and we give thanks for your ever-loving kindness. And we give thanks for the table set for us, yes. And you are good. You are good, yes, you are. Forever. We give thanks, and we give thanks. And we give thanks to the God who always watches over. And we give thanks to the one who always hears. You are good. You are good, yes, He is. Ecco, per chi non lo sapesse, in questi ultimi 2 mesi sono stata lì. Pra quem não soubesse, nesses últimos 3 meses eu esteve aqui. Dopo 3 mesi di lezioni ad arco, Depois de 3 meses de aulas em arco,
Siamo partiti per la Thailandia A gente partiu para Tailândia. e dopo 3 giorni di viaggio Depois de 3 dias de viagem, siamo arrivati nel sud della Thailandia. a gente chegou no sul da Tailândia. E voi dovete sapere che nel nord della Thailandia vanno tanti missionari, Você tem que saber que no norte da Tailândia, muitos missionários vão lá. ci sono tantissime chiese, Tem muitas igrejas. e invece nel sud della Thailandia Em vez no sul da Tailândia, ci sono poche chiese tem poucas igrejas e pochi missionari. e poucos missionários. E i missionari che ci sono molto isolati. E os missionários que estão lá são muito isolados. La religione principale in Thailandia è il buddismo, come voi sapete, A religião principal na Tailândia é o budismo, como vocês sabem. però in questa regione ci sono anche molti musulmani. Mas nessa região tem muitos muçulmanos também. E quindi sì, siamo arrivati in Thailandia nel sud Então a gente chegou na Tailândia, no sul, e siamo approdati sul lato est. e chegamos no lado este. E lì siamo stati per un mese in una città chiamata Nakhon Si Thammarat. A gente ficou um mês nessa cidade aqui. Sì, Nakhon Si Thammarat. E in questa città abbiamo lavorato con molte chiese. Nessa cidade a gente trabalhou com muitas igrejas. Come avete visto andavamo di scuola in scuola. Como vocês viram, a gente foi de escola em escola. Le maestre proprio ci aprivano le porte perché potessimo condividere l'Evangelo. As professoras abriam as portas para que nós pudéssemos compartilhar o evangelho. E davvero non ricordo quante scuole, ma tante, Eu realmente não lembro quantas escolas, mas foram muitas. in cui abbiamo ballato, A gente dançou, in cui abbiamo fatto dei teatrini, a gente fez alguns teatrinhos, abbiamo fatto dei lavoretti, alguns trabalhos. abbiamo insegnato A inglese, gente ensinou inglês, letto delle storie, limos histórias, però soprattutto condiviso l'Evangelo. mas principalmente compartilhou o evangelho. Sì. In questo tempo abbiamo anche fatto evangelizzazioni in strada Nesse tempo a gente evangelizou nas ruas. e potrei raccontarvi tantissime testimonianze, Eu poderia contar para vocês muitos testemunhos, però di questo mese voglio raccontarvi una testimonianza in particolare, mas esse mês eu quero contar um testemunho em particular, perché davvero ha aperto i miei occhi. que realmente abriu os meus olhos. Eravamo in questo villaggio abbastanza povero. A gente estava nesse vilarejo um pouco pobre. Sì, sono tutti pescatori, marinai. Eram todos pescadores, E, navegadores. e in questo villaggio non c'erano cristiani a parte una famiglia. Nesse vilarejo não tinham cristãos, somente uma família. Eravamo in collaborazione con una chiesa A gente estava colaborando com uma igreja e ci hanno divisi a gruppetti di 2 a 2. e eles nos dividiam em grupos de 2 em 2. E quindi con un mio amico e il mio traduttore Então, com um amigo e o meu tradutor, abbiamo cominciato ad andare di porta in porta começamos a ir de porta em porta a condividere il Vangelo. para compartilhar o evangelho. E neanche il tempo di dire che Gesù è risorto, Não deu tempo nem de falar que Jesus ressuscitou. che le persone mi dicevano io credo in questo Gesù, E as pessoas falavam: eu acredito nesse Jesus. io voglio riceverlo. Eu quero recebê-lo. E mi ricordo che io dicevo no ma aspetta, non ho ancora finito di E parlarti. eu me lembro que eu falava: espera, eu ainda não acabei de falar. Le persone erano proprio pronte per ricevere Dio. As pessoas estavam prontas para receber Deus. E dopo 2 ore di evangelizzazioni, Depois de 2 horas de evangelismo, 14 persone hanno dato la loro vita a Gesù. 14 pessoas entregaram a vida a Jesus. Beh, la messa è grande, A messa é grande, a gli ceia é operai grande, sono pochi. e os obreiros são poucos. E davvero i miei occhi sono stati aperti in quel momento, E os meus olhos realmente se abriram naquele momento. che la messe è pronta, E a ceia está pronta. che il raccolto è pronto. E a colheita está pronta. Mancano gli operai. Faltam os obreiros. E davvero io credo che anche questa sera Dio sta chiamando una chiesa e sta chiedendo chi manderò. Eu creio que aqui nessa noite Deus está chamando uma igreja e está perguntando quem eu vou mandar. Perché il raccolto è pronto, Porque a colheita está pronta. mancano gli operai. Faltam os obreiros. E sì, mentre ero in quella zona Dio mi ha molto parlato perché prima di partire per la missione, E quando eu estava naquela área, Deus falou muito comigo, porque antes de eu partir para a missão, io ero convinta, vado in missione eu tinha certeza, eu vou para a missão, per la messe. para a colheita, para a ceia. Eppure una realtà che ho incontrato subito, Mas uma realidade que eu encontrei na hora, eh sì, ero andata per la messe, eu sim fui para a ceia, però ho incontrato il Signore della messe. mas eu encontrei o Senhor da ceia. E davvero dopo questi 2 mesi posso dirvi che E depois desses 3 meses eu posso dizer que
Non c'è niente di più prezioso che lasciare tutto Não tem nada de mais precioso do que largar tudo per trovare il Signore della messe. para encontrar o Senhor da ceia. Sì, vale la pena abbandonare la propria casa, le proprie certezze, Vale a pena abandonar a própria casa, as próprias certezas, perché non c'è niente di più prezioso che vivere una vita per Gesù e con Gesù. porque não tem nada de mais precioso do que viver uma vida por Jesus e para Jesus. E quindi sì, dopo un mese ci siamo trasferiti al lato ovest della Thailandia, del sud. Então, assim, depois de 2 meses, Un mese, depois de um mês a gente se mudou pro lato ovest. lado oeste da Tailândia. Esatto. E qui era un po' diverso, funzionava in una maniera un po' diversa. E aqui funcionava de um jeito um pouco diferente. Perché se nella prima città era una città molto grande Porque se na primeira cidade era uma cidade grande, e andavamo di posto in posto, e a gente ia de lugar em lugar, conoscevamo tantissime persone ogni a giorno, gente conhecia muitas pessoas todos os dias, in questo piccolo villaggio chiamato Taptuan, nesse pequeno vilarejo chamado Taptuan, Taptuan, sì, c'erano poche persone, tinham poucas pessoas, 0 cristiani, 0 cristãos. e collaboravamo con un dopo scuola, A gente colaborava com una scuola di inglese, uma escola de inglês, sì, e i bambini venivano ogni giorno e as crianças vinham todos os dias, dopo scuola depois da escola, e noi insegnavamo loro l'inglese e a gente ensinava para eles o inglês, in maniera molto semplice, molto de divertente. uma maneira muito simples, muito divertida. Però sì, ogni giorno vedevamo gli stessi bambini, Mas todos os dias a gente encontrava as mesmas crianças, ogni giorno insegnavamo loro l'inglese. e todos os dias a gente ensinava o inglês. Però i missionari che stanno lì sono due ragazzi, Mas os missionários que estavam ali eram 2 missionários, 2 rapazes. stanno anche fondando una chiesa. Eles estavam fundando uma igreja. E immaginate un po' chi è che sta frequentando questa chiesa? Imagina quem está frequentando essa igreja? Gli stessi bambini che vengono al dopo scuola. As mesmas crianças que vinham depois da escola. Quindi in quel villaggio nessuno sta dando la vita a Gesù, degli adulti, Naquele vilarejo nenhum adulto está entregando a vida a Jesus, però i bambini sì. mas as crianças sim. E senza che i loro genitori li sostengano E sem que os pais apoiem, o che abbiano appoggio dalla famiglia, que eles tenham apoio da família, vanno in chiesa eles vão para a igreja e danno la loro vita a Gesù. e entregam a própria vida a Jesus. Di questo tempo voglio raccontarvi solo una testimonianza finale. Desse tempo eu quero contar só um testemunho final. Uno degli ultimi giorni abbiamo fatto un falò con tutti i bambini Um dos últimos dias a gente fez uma fogueira, um luau com as crianças. e una bambina ha condiviso una storia E uma criança compartilhou uma história e diceva così: e dizia assim: c'era una volta era uma vez un gruppo di ragazzi um grupo de rapazes che venivano da tutto il mondo, l'Italia, il Canada, la Svizzera, que vinham de todo mundo, Itália, Canadá, Suíça. e sono arrivati in Thailandia E eles chegaram na Tailândia e sono stati con dei bambini. e eles estiveram com crianças. E questi bambini si sono sentiti così tanto amati E essas crianças se sentiram tão amadas che pregavano tutti i giorni Gesù que oravam todos os dias Jesus perché non li lasciassero mai più. para que eles nunca mais deixassem eles. Beh, in questo tempo a Taptuan Nesse tempo em Taptuan, ho visto proprio come Dio ha allargato il mio cuore. eu vi como Deus alargou meu coração. Sì, quando noi amiamo le persone, Quando nós amamos as pessoas, diamo loro l'opportunità di allargare, ampliare il nostro cuore. damos a eles a oportunidade de alargar, ampliar o nosso coração. Perché? Perché queste persone entrano nel nostro cuore, Por quê? Porque essas pessoas entram no nosso coração, occupano un po' di spazio ocupam um pouco de lugar e lo allargano. e alargam ele. E beh, dopo un mese, quando abbiamo lasciato questi bambini, Depois de um mês, quando a gente largou as crianças, potete immaginare il vuoto che poi hanno lasciato. vocês podem imaginar o vazio que eles deixaram. E qualche giorno fa, mentre riflettevo, guardando la mia valigia tutta svuotata, E alguns dias atrás, enquanto eu estava pensando, refletindo, vendo a minha mala vazia, mi sono sentita così tanto vuota. eu me senti muito vazia. E davvero ho guardato Gesù e ho detto: Gesù,
ho bisogno di te, Realmente eu falei para Jesus, Jesus, eu preciso de você. mi sento così vuota. Me sinto tão vazia. Ti prego, riempi il mio cuore. Por favor, enche meu coração. E Dio in quel momento sì, lo ha fatto, E Deus naquele momento fez, però mi ha dato anche una consapevolezza maggiore, mas me deu um entendimento maior. che Dio allarga il nostro cuore, Que Deus alarga o nosso coração, perché Lui vuole riempirlo completamente. porque Ele quer encher completamente. Sì, Dio permette che le persone amplino il nostro cuore, Sim, Deus permite que as pessoas ampliem o nosso coração, perché Lui vuole farsi spazio lì dentro. porque Ele quer ter espaço lá dentro. E quindi sì, in questi 2 mesi in Thailandia davvero Dio mi ha dato un cuore per quella nazione, Então, sim, nesses meses na Tailândia, Deus me deu um coração para aquela nação, per quelle persone. para aquelas pessoas. Ci siamo divertiti, A gente se divertiu muito, abbiamo pianto, choramos, abbiamo visto conversioni, a gente viu pessoas convertidas, sì, abbiamo visto chiese nascere. vimos igrejas nascer. E davvero è un privilegio poter vedere con i miei occhi Realmente é um privilégio poder ver com os meus olhos quello che Dio sta facendo lì. o que Deus está fazendo ali. Ma non solo essere uno spettatore, Mas não só assistir, ma anche aver lavorato lì mas também ter trabalhado ali con Dio com Deus e per Dio. e por Deus. Però è anche un privilegio tornare in Italia. Mas é também um privilégio voltar para a Itália. Perché sì, è vero, in Thailandia la messa è grande, gli operai sono pochi. Porque sim, é verdade que lá na Tailândia a ceia é grande, os obreiros são poucos. E davvero vi invito a pregare perché il Signore della messa possa mandare operai nella messa. E realmente eu convido você a orar para que Deus possa enviar pessoas ali. Però guardiamoci attorno, anche in Italia la messa è grande, Mas vamos nos olhar ao redor e também na Itália a ceia é grande. gli operai sono pochi. E os obreiros são poucos. E Dio sta chiedendo chi manderò. E Deus está perguntando, quem eu vou enviar? Davvero che questa sia una chiesa di persone che dicono manda me. Realmente que essa seja uma igreja que as pessoas digam, Deus, manda, me manda. Voglio andare alla messe Eu quero ir para a ceia. e sì, magari parto per la messe, Sim, talvez eu vou partir para a ceia, però una volta arrivata lì mas quando eu chegar ali, voglio trovare il Signore della messe. eu quero encontrar o Senhor da ceia. E davvero non c'è niente di più prezioso di questo. E realmente não tem nada de mais precioso do que isso. E quindi sì, volevo ringraziarvi Então eu quero agradecer vocês davvero per le vostre preghiere, pelas vossas orações, per il vostro supporto. pelo suporte. Quando sono tornata qua sabato scorso, Quando eu voltei sábado passado, tutte le persone che vedevo mi davano così tanta gioia todas as pessoas que eu via me davam muita alegria. ed è anche una gioia oggi vedere persone che non conosco. É também uma alegria hoje ver pessoas que eu não conheço. Ovvero che Dio vi benedica. Que Deus abençoe vocês. Amen, che bellissima testimonianza, no? Abbiamo seguito il percorso di Sonia in questi mesi, però in questo momento, no, quello che Dio ha messo nel mio cuore è che noi come Chiesa potessimo pregare per tutti questi missionari che Sonia ci ha raccontato, che vivono in Thailandia, ma come in Thailandia vivono in ogni parte del mondo, in paesi forse ancora più perseguitati della Thailandia, e il nostro compito come Chiesa è pregare per queste persone. Forse oggi ancora non riusciamo a rispondere di sì a questa chiamata di Dio, perché come Sonia ha detto, tutti noi siamo chiamati da Dio. Dio dice chi manderò e sta aspettando persone che alzino la loro mano e dicono Signore manda me, io sono pronto. Ma il nostro compito, anche se oggi non abbiamo questa forza o questo desiderio di partire come ha fatto lei per un paese lontano per portare il Vangelo di Cristo, almeno è quello di pregare per queste persone. Loro hanno tanto bisogno della nostra preghiera, hanno tanto bisogno del nostro supporto. Per questo motivo io voglio invitarti in questo momento a essere un profeta di Dio. Ti invito ad alzarti in piedi e vorrei invitare in rappresentanza di questi missionari Sonia insieme a Lucas che possono venire qua e noi possiamo pregare per loro, ma attraverso
di loro che noi possiamo pregare per tutti quei missionari che oggi stanno anche dando la loro vita in tanti posti del mondo per portare il Vangelo di Cristo fino ai confini della terra, per quello che Gesù ha detto: voi sarete miei testimoni fino ai confini della terra. Amen. Possiamo alzare le nostre mani, pregare per loro, ma attraverso di loro che questa preghiera possa toccare questa sera ogni persona che sta dando la sua vita per il Vangelo, ogni persona che sta dando la sua vita per portare più persone a Cristo, anche nei paesi più lontani, anche nei paesi che oggi non conoscono il nostro Signore. Amen. Padre, nel nome di Gesù, noi vogliamo fare in questo momento un atto profetico, Signore, chiedendo, Signore, la tua mano su tutti quegli uomini e quelle donne, Signore, su tutti quei tuoi figli che oggi sono partiti, Signore, per una missione, cercando di portare più persone alla tua messe, Signore, affinché il raccolto possa essere grande, Signore, molto grande, più di quello che oggi è. Io ti chiedo, Padre, attraverso questa preghiera, attraverso questo atto profetico, che tu possa fare sentire la tua presenza ad ognuna di queste persone. Ci sono persone che oggi sono lontane, che sono in solitudine, che si sentono sole e persi in questa missione. Ci sono persone che forse vogliono desistere, non hanno più la forza di andare avanti, perché la paura del nemico, la paura di ciò che trovano là è più grande, Signore, dello spirito che oggi vive in loro. Ma noi ti chiediamo, Signore, vieni a rafforzare questo spirito, vieni a mettere il tuo spirito più forte dentro ognuna di queste persone, capacita ognuno di loro affinché ad ogni porta che bussino loro riescano a predicare in spirito e verità il tuo Vangelo, e molte persone possono venire a dire: sì, io credo, voglio accettare te, voglio andare ai tuoi piedi, ai piedi della croce. Nel nome di Gesù, Signore, benedici ognuno di questi missionari, che la tua protezione, che la tua pace, Signore, che la gioia di fare la tua opera venga a regnare nella vita di ognuno di loro, che attraverso questa preghiera, attraverso Sonia e Lucas, ogni missionario possa essere toccato, anche quelli che sono ai confini della terra, ancora di più loro che vengono a essere toccati da te, Signore, che la tua presenza in questo momento riscaldi i loro cuori, porti conforto alle loro anime e dia la forza per continuare questa missione, per continuare questo compito, per continuare ciò che tu un giorno hai messo nei loro cuori. Nel nome di Gesù, Padre, benedici ogni missionario di questa terra e benedici tutti coloro che ancora non hanno preso questa decisione, ma che presto alzeranno la loro voce e diranno: Signore, manda me, io voglio essere un tuo servo in questa missione. Nel nome di Gesù, Padre, noi ti chiediamo questo questa sera. Amen. Amen. Non sono tanti i missionari come ha detto Sonia, ma ognuno di noi attraverso il poco che può fare in realtà può mettere tante piccole gocce in un oceano che sta solo aspettando di essere riempito. Dio è lì che sta aspettando il momento di raccogliere questa messe, di raccogliere questo raccolto. E è nostro il compito di portare più persone ai piedi della croce. Non dimenticare mai questo. Dio ha scelto te per portare più persone a Lui. Amen. Io ti invito a sederti qualche minuto, diamo qualche avviso delle prossime settimane. Il nostro primo avviso è il churrasco, la grigliata di domenica prossima. Se ancora non hai prenotato il tuo posto, hai ancora qualche giorno per farlo. Devi parlare con la nostra sorella Tainara là dietro, dai il tuo nome, il nome della tua famiglia. Se vuoi invitare qualcuno, sei liberissimo di invitare qualcuno. Sarà una giornata di comunione, di essere uni in Cristo. Avremo 2 bravissimi churrasqueri, si dice? Churrasqueros, gauchos.
Avremo due bravissime persone alla griglia, sarà molto buono, ma non sarà solamente il tempo che passeremo a mangiare, sarà più il tempo che passeremo insieme, in comunione, a essere uni in Cristo. Per questo io voglio invitare ognuno di voi e portate questo invito ad altre persone per quel giorno stare tutti insieme a passare una giornata di essere Chiesa. Amen. Andiamo avanti con i nostri avvisi, abbiamo il discepolato, abbiamo già creato il gruppo su WhatsApp del discepolato, già varie persone sono entrate, lo presentiamo oggi per l'ultima volta perché la settimana prossima finiranno le iscrizioni al discepolato. E voglio spiegare che cos'è il discepolato, se magari tu non eri presente agli altri culti, se magari non hai capito bene. Il discepolato è un percorso che noi facciamo per accompagnare le persone al giorno del battesimo. Chi si battezza passa da questo percorso per capire bene che cos'è il battesimo, per capire bene che cosa comporta il battesimo, che cosa Dio vuole dalle nostre vite, che benedizioni possiamo ricavare da questo. Insomma, il discepolato è una serie di lezioni, di aule che ci possono avvicinare a capire meglio che cos'è il battesimo, ed è molto importante che tutti coloro che prendono questa decisione di battezzarsi facciano questo discepolato. Ma come abbiamo già detto anche nelle scorse settimane, il discepolato non è solo per coloro che vogliono battezzarsi. Abbiamo già in chiesa varie persone che hanno preso questa decisione di battezzarsi quest'anno, siamo molto felici di questo, ma il discepolato è anche per tutte quelle persone che semplicemente vogliono capire meglio che cos'è il battesimo. Quindi se tu non hai oggi intenzione di battezzarti, ma vuoi capire un po' meglio che cos'è il battesimo, o conosci qualcuno che vorrebbe scoprire un po' meglio che cos'è, a cosa serve, cosa comporta, magari conosci qualcuno che è già stato battezzato in chiesa cattolica, dice perché dovrei battezzarmi di nuovo nella chiesa evangelica, partecipa a questo discepolato. Le iscrizioni saranno aperte fino a sabato prossimo per avere qualche giorno per organizzarci, anche perché nel giro di 2 settimane noi inizieremo il nostro discepolato. Abbiamo già dato tutte le date sul gruppo di WhatsApp, ma se qualcuno ancora vuole iscriversi può farlo e gli passeremo tutte le informazioni. Amen. Sarà il giorno dei battesimi, lo presenteremo più avanti, ma sarà un giorno speciale come ogni anno, lo passeremo al lago di Garda. Noi facciamo i nostri battesimi nel lago di Garda, il battesimo che facciamo noi è per immersione, quindi chi vorrà battezzarsi entrerà completamente dentro le acque del lago, l'acqua sarà caldissima in nome di Gesù, non è vero, non è mai calda, neanche il 31 agosto, ma sarà comunque un momento molto bello il battesimo. E poi, come abbiamo usanza fare, noi passiamo tutta la giornata al lago tutti insieme, quindi al giorno del battesimo non saranno invitati solamente chi si vuole battezzare e le loro famiglie, ma tutta la Chiesa sarà invitata a partecipare al giorno del battesimo, che sarà una giornata di comunione, di essere uni in Cristo. Sarà una giornata bellissima in cui prima di tutto ci rallegreremo per le persone che stanno consegnando la loro vita a Gesù, e poi ci rallegreremo di fare parte di questa famiglia, di questa Chiesa. Amen. Andiamo avanti, musical di Pasqua il 30 marzo, siamo ormai vicinissimi al giorno del nostro musical, sarà il nostro culto di Pasqua, il nostro adorarti di Pasqua, e in questa giornata, per quest'anno, novità assoluta, ci sarà un musical, quindi non perderti il nostro adorarti di Pasqua. Sarà sempre il sabato sera alle 8, non cambierà niente su questo, ma sarà una serata diversa in cui ci sarà canto, teatro, danza, e ci sarà sicuramente anche una parola che possa riempire il cuore di ognuno di noi. Venite a questa serata, e visto che è anche un adorarti un po' diverso, magari hai qualcuno a cui potrebbe piacere il musical, portalo in questa serata, che venga a conoscere la Chiesa, e chi lo sa che attraverso questa rappresentazione non riuscirà a conoscere anche Gesù. È un'ottima opportunità che tu hai oggi qua a Verona, non in Thailandia magari, ma qua a Verona, di essere missionario e portare qualcuno a conoscere Gesù. Ultimo avviso, mi sembra, è il nostro adorarti del 6 aprile, lo presentiamo ancora, lo presenteremo sempre nelle prossime settimane, così se qualcuno non l'ha mai sentito, se qualcuno è in bagno quando lo presentiamo,
può sentirlo. Il 6 aprile avremo qua con noi come ospite il pastore Telmo Martinello del ministero Abba Pai Church. È un grandissimo onore per me personalmente poterlo avere qua. Forse voi conoscete già questo pastore, questo ministero. È un ministero molto rilevante in Brasile e io credo con certezza che questa serata sarà una serata immancabile per la tua vita spirituale della tua casa. Quindi vieni te, vieni la tua famiglia, porta qualcuno, sarà un adorarti sicuramente di benedizione per tutti quanti noi. Ok, penso che siano finiti i nostri avvisi. Ti chiedo di alzarti in piedi, facciamo in questo momento il momento delle decime, delle offerte. Tu che hai portato oggi la tua offerta da consegnare alla casa del Signore, hai in questo momento l'opportunità di farlo. Che tu possa venire oggi a portare questa offerta con un cuore gioioso di poterlo fare. Forse oggi non hai neanche la possibilità, forse avresti il desiderio di farlo, non hai la possibilità. In questo momento io voglio pregare per ogni persona che è qua presente, per coloro che portano oggi la loro offerta, per coloro che oggi non hanno la possibilità di portarla. Che il Signore Gesù possa venire attraverso la sua azione a portare a te, alla tua casa, la condizione di poter offertare la sua opera, ma anche semplicemente la condizione di avere una stabilità in casa, che possa venire a portare a te e alla tua casa la sua pace, il suo amore, soprattutto la sua presenza. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, voglio pregarti per ogni mia sorella, ogni mio fratello che sono qua presenti questa sera, Signore. Che, Signore, tu possa venire a mettere la tua mano su ogni casa qua rappresentata, Signore. Dona, Signore, la prosperità, Signore, ad ogni casa, che ognuna delle case qua rappresentate possa venire a essere una casa che possa godere, Signore, delle tue benedizioni, Signore. Ma più di tutto quello che noi ti chiediamo, Signore, e ciò che noi desideriamo è la tua presenza nelle nostre vite e nella vita delle nostre famiglie. Per questo motivo, Signore, in questo momento io ti prego che il tuo amore, la tua pace, la tua gioia possano venire a invadere, a riempire, Signore, le nostre case e i nostri cuori, Signore. Nel nome di Gesù, che questa Chiesa possa essere una Chiesa benedetta dalla tua presenza ogni giorno della nostra vita. Noi ti preghiamo per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Prima di passare al momento della parola, volevo fare un'altra preghiera perché ci è appena stato comunicato là dalla nostra regia che sta seguendo questo culto una famiglia. Il papà si chiama Shasha, se non pronuncio male, il figlio Paolino che ha un problema fisico abbastanza grave. E loro stanno seguendo questa sera il nostro adorarti e
e noi vogliamo pregare per questo bambino. Io ti chiedo se puoi alzarti in piedi perché tu possa fare questa preghiera per lui in questo momento, indipendentemente dal problema che lui abbia, indipendentemente da quale sia la sua malattia. Io credo che il Signore possa ascoltare oggi la preghiera di una chiesa unita. C'è scritto nella sua parola che dove in 2 o 3 si accordano su cosa pregare, Lui lì agisce e risponde alle preghiere. Io ti chiedo in questo momento, alza la tua voce, prega per Paolino, prega per questa famiglia, che il nostro Signore Gesù possa compiere un miracolo in quella casa. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore. Signore, noi chiamiamo il tuo nome su questo bambino, Signore. Padre, noi dichiariamo, Signore, in questo momento, Signore, che dove sia questo bambino, quale sia la sua malattia, non importa quello che c'è, Signore. Noi crediamo in un Dio che può risuscitare i morti, noi crediamo in un Dio che può guarire, Signore. Noi crediamo in un Dio di impossibile, Signore. E se loro avranno fede di chiedere una preghiera per questo bambino essere guarito, Signore, noi dichiariamo che noi abbiamo fede, Signore, perché questo bambino riceverà la guarigione tramite la nostra preghiera questa sera. Padre, nel tuo nome noi dichiariamo, Signore, che il tuo Spirito Santo sta agendo nella vita di questo bambino. Noi non sappiamo cosa sia, noi non sappiamo cosa hanno detto i medici, ma noi sappiamo che noi crediamo in te e noi confidiamo nella tua parola che dici che per te niente è impossibile. Per l'uomo non può essere impossibile, ma per te non è niente impossibile, Signore. E quindi noi dichiariamo, Signore, la guarigione sulla vita di questo bambino nel potere del tuo nome, nel potere del tuo nome, Signore. Come Chiesa noi preghiamo, Signore, nel tuo nome, Signore, in questo momento guarigione sulla vita, Signore, di questo bambino nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Io credo in un Dio che può guarire. Io credo in un Dio di miracoli. Amen. Amen. Possiamo sederci adesso. Amen. Abbiamo anche alcuni visitanti questa sera che vogliamo presentare alla Chiesa. Allora, c'è con noi oggi Ivana, figlia di Goya. È stata una conquista avere Ivana qua questa sera. C'è anche Grazielli e suo fratello Nerivaldo, che sono lì. Benvenuti. Sabrina, là dietro. Stefani, ok, scusate la pronuncia se sbaglio. Stefani, ok. E Luca? Lucas, ok. Luca, bene. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Amen. Siete benvenuti tutti quanti voi, oggi sempre nella casa del Signore, quello che sempre desideriamo per i visitanti che vengono a trovarci per la prima volta e che possono ritornare a casa con un po' di questo Spirito Santo, di questa presenza del Signore che ci sta accompagnando in questa serata. Amen. Se c'è qualcuno vicino a loro che può dare un abbraccio, dargli il benvenuto come si deve ai nostri visitanti. Ok. Bene, allora, voglio fare una premessa per il messaggio di questa sera. Voglio fare una promessa per
premessa para a pregação dessa noite, dicendo che noi siamo una chiesa evangelica pentecostale. dizendo que nós somos uma igreja evangélica pentecostal. Ho già detto varie volte Eu já disse várias vezes che cosa significa essere evangelici o pentecostali que significa ser evangélico pentecostal. e non voglio stare qua a dire nuovamente tutte queste cose. Não quero estar aqui e dizer novamente todas essas coisas. Solitamente quando spiego che cosa vuol dire essere pentecostali, Quando eu explico o que é ser pentecostal, spiego soprattutto che cosa non vuol dire essere pentecostali, explico o que não quer dizer ser pentecostal. perché a volte c'è un intendimento sbagliato di questa parola. Porque às vezes tem um entendimento errado dessa palavra. Ma spieghiamo oggi, rispieghiamo che cosa è essere pentecostali, Mas eu quero explicar novamente o que é ser pentecostal. evangelici pentecostali. Evangélicos pentecostais. Essere evangelico E ser evangélico significa che noi ci basiamo unicamente sulla parola di Dio, significa que nós nos baseamos unicamente na palavra de Deus, sulla buona notizia, sobre a boa notícia, l'Evangelo. o evangelho. Non ci sono altri testi al di fuori della Bibbia Não tem outros textos fora da Bíblia che possiedono la totale verità. que tenha a total verdade. La Bibbia è l'unico testo A Bíblia que é o único texto 100% vero 100% verdadeiro che ci presenta il nostro Signore Gesù. que nos apresenta o nosso Senhor Jesus. E pentecostali, E pentecostal, che è più difficile da spiegare, que é mais difícil de explicar, proprio perché ci sono tante teorie próprio porque tem muitas teorias su cosa significa essere pentecostali, sobre o que significa ser pentecostal. significa semplicemente che noi Significa simplesmente que nós crediamo cremos che il giorno della Pentecoste, que no dia do Pentecostes, circa 2000 anni fa, mais ou menos 2000 anos atrás, lo Spirito Santo promesso o Espírito Santo prometeu, è sceso sugli apostoli o Espírito Santo que estava prometido desceu sobre os apóstolos e successivamente sulla Chiesa. e depois na igreja. E questo Spirito Santo E esse Espírito Santo, ha capacitato sovrannaturalmente gli apostoli ele capacitou sobrenaturalmente os apóstolos. e ancora oggi lo Spirito Santo agisce in questo modo. E até hoje o Espírito Santo age neste modo. Ancora oggi lo Spirito Santo scende sulla E Chiesa. até hoje o Espírito Santo desce sobre a igreja. Ancora oggi lo Spirito Santo entra dentro di noi. E até hoje o Espírito Santo entra dentro de nós. Ancora oggi lo Spirito Santo battezza persone Até hoje o Espírito Santo batiza pessoas e le capacita con quelli che noi chiamiamo i doni dello e Spirito. capacita como aquele que nós chamamos dons do Espírito. In poche parole, Em poucas palavras, noi pentecostali nós pentecostais siamo quelli che credono nel sovrannaturale. somos aqueles que creem no sobrenatural. Purtroppo ci sono dottrine cristiane Mas existem doutrinas cristãs che non credono più nel que sovrannaturale. não creem mais no sobrenatural. Ma noi pentecostali Mas nós pentecostais crediamo che ancora Dio agisce sovrannaturalmente cremos que ainda Deus age sobrenaturalmente nella nostra vita na nossa vida e attraverso la nostra e vita. através da nossa vida. Amen. Amém? Chiudo questa premessa Vou fechar essa parte. e partiamo con quello che è il messaggio di oggi. Eu gostaria de partir com a mensagem de hoje. Allora, questo messaggio è un messaggio che già da diverso tempo sto meditando. Essa mensagem é uma mensagem que há muito tempo estou meditando. Stavo aspettando il giorno giusto forse per portarlo, Estava esperando o momento certo para trazer para a igreja. ma siccome oggi è la festa, ieri era la festa della donna, Mas como ontem era a festa da mulher, oggi è il compleanno di Paolo però, hoje é o compleanno do nosso irmão Paulo, no aniversário do nosso irmão Paulo. ma siccome ieri era la festa della donna, Mas como ontem era a festa das mulheres, ho deciso oggi di portare questo messaggio, eu decidi hoje trazer essa mensagem. proprio perché si basa su un'attitudine Porque se baseia sobre uma atitude che una grande donna di Dio ha avuto que uma grande mulher de Deus teve e che anche noi dovremmo avere. e que nós também temos que ter. La Bibbia ci presenta moltissime grandi donne, no? A Bíblia nos apresenta muitas grandes mulheres. Donne che si sono posizionate, Mulheres que se posicionaram, donne che sono state coraggiose, mulheres que foram corajosas, donne di preghiera, donne devote. mulheres de oração, mulheres com devoção. Tra tutte però le grandi donne della parola di Dio,
Entre todas as grandes mulheres da palavra de Deus, ce n'è una tem uma che lo Spirito Santo que o Espírito Santo, definisce beata. que o Espírito Santo define bem-aventurada. Questa donna è Maria. Essa mulher é Maria. La Bibbia ci dice che Maria è beata tra le donne. A Bíblia diz que Maria é bem-aventurada entre as mulheres. E noi non veneriamo Maria, E nós não veneramos Maria, non adoriamo la Madonna, não adoramos Maria, ma nonostante questo noi non possiamo togliere che questa donna, mas nós não podemos tirar que essa mulher, che questa ragazza que essa menina, sia stata una fra le donne che più di tutte ha avuto un impatto per generazioni e generazioni. foi uma das mulheres que teve um maior impacto sobre gerações e gerações. Maria è stata la donna scelta da Dio Maria foi a mulher escolhida pelo Senhor per portare nel suo grembo il figlio di Dio. para trazer no seu ventre o Filho de Deus. E non perché fosse più saggia, Não porque ela era mais sábia, non perché fosse più forte, não porque ela era mais forte, più coraggiosa. mais corajosa. Sicuramente è stata molto coraggiosa, Com certeza ela foi muito corajosa. ma forse una delle qualità che Maria aveva più di tutte era la sua umiltà. Mas talvez uma das qualidades que a Maria tinha maior do que todas era a sua humildade. Però oggi vogliamo vedere un'altra attitudine Mas hoje nós queremos ver uma outra atitude che Maria ha avuto que Maria teve, e che anche noi oggi dovremo avere. que nós também devemos ter. Per i maschietti che sono qua, Para os homens que estão aqui, quando si predica su una donna della Bibbia, quando nós pregamos sobre uma mulher da Bíblia, il messaggio non è solo per le donne, a mensagem não é só para as mulheres, è anche per gli uomini. é também para os homens. Anche noi dobbiamo imparare le qualità che queste donne avevano. Nós também temos que aprender as qualidades que essa mulher tinha. Per questo vi invito a aprire le vostre Bibbie Eu os convido a abrir as suas Bíblias nel Vangelo di Luca, al capitolo 2. no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Ok. Luca 2, versetto 19, Lucas 2, capítulo 19. dice così. Maria serbava, Maria teneva, custodiva in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no seu coração. L'episodio in cui c'è scritto questo versetto O episódio em que está escrito esse versículo è l'episodio della nascita di Gesù. é o episódio do nascimento de Jesus. Appena Gesù è nato, Quando Jesus nasceu, c'è scritto in questi versetti, está escrito nesses versículos, c'erano dei pastori lì vicino dove è nato Gesù, existiam pastores ali perto de onde nasceu che Jesus, stavano pascolando le loro pecore. que estavam pastoreando as ovelhas. E c'è scritto che un angelo gli è apparso E está escrito que um anjo apareceu para eles e l'angelo ha cominciato a dire ai pastori: e o anjo começou a dizer aos pastores: guardate che è nato il Messia, olhem que nasceu o Messias, è nato il Cristo, nasceu o Cristo, colui che stavate aspettando, aquele que vocês esperavam, colui che c'è scritto nella legge, nei profeti, aquele que estava escrito na lei dos profetas, finalmente è nato. finalmente nasceu. Andate, lo troverete in una mangiatoia. Olhem eles vão achar eles em uma manjedoura. E dopo di questo è comparso tutto un esercito di angeli E depois disso apareceu um exército de anjos che hanno cominciato a cantare gloria a Dio nei luoghi que altissimi começaram a cantar glória a Deus nos altos montes e pace in terra agli uomini che egli gradisce. e paz na terra aos homens que o agradam. E pensate, no, questi pastori E pensem nesses pastores che hanno visto quest'angelo che gli ha detto che era nato il Cristo, il Messia, que viu esse anjo que disse para eles que nasceu o Messias. e dopo hanno visto questo esercito di angeli che lodavano Dio. E depois eles viram esse exército de anjos que louvavam a Deus. Come ci saranno rimasti, no? Como eles ficaram. E subito sono andati alla mangiatoia E logo depois disso eles foram na manjedoura. e hanno cominciato a raccontare a Giuseppe e a Maria tutto quello che gli era successo. Eles começaram a contar para José e Maria tudo aquilo que aconteceu para E eles. hanno cominciato a dire a Giuseppe e a Maria: abbiamo visto un angelo che ci ha detto che questo bambino è il Cristo, è il figlio di Dio. Eles disseram para
José e Maria, nós vimos um anjo que disse que esse menino é o Messias, o Filho de Deus. E allora arriva il versetto 19 Então chega o versículo 19, che dice: e Maria que diz: Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. guardou no seu coração todas essas coisas. Se noi andiamo avanti con i versetti, Se nós formos avante com os versículos, noi arriviamo a quando Gesù aveva 12 anni e è stato portato al Tempio. nós chegamos quando Jesus tinha 12 anos e foi deixado no templo. E quando Gesù è arrivato al Tempio, E quando Jesus chegou no templo, dopo un po' di tempo i suoi genitori sono andati via. depois de um pouco de tempo os seus pais foram embora. Loro pensavano che Gesù fosse insieme a loro con la folla, Eles pensavam que Jesus estava junto com eles por causa da multidão, ma invece Gesù era rimasto al Tempio. mas Jesus ficou no templo. E quando se ne sono accorti erano preoccupati, no? Giuseppe e Maria. Quando Maria e José notaram que Jesus não estava com eles, ficaram preocupados. E sono tornati a cercarlo al Tempio. Eles voltaram a procurar ele no templo. E l'hanno trovato questo bambino, no, di 12 anni Eles acharam esse menino de 12 anos in mezzo ai dottori della legge, no? no meio dos doutores da Ai lei, maestri, dos professores, dos maestros, che faceva domande ai maestri que fazia pergunta aos maestros e che rispondeva alle domande dei maestri. e que ele respondia às perguntas dos maestros. E tutti erano impressionati dalla saggezza di questo bambino. E todos eram impressionados com a sabedoria desse menino. Ma Maria, no, arriva lì, non è che sta tanto a ascoltare quello che dice. Mas Maria, quando chega ali, ela não fica escutando aquilo que ele está dizendo. Pensate alla mamma super preoccupata. Pensa em uma mãe super preocupada. E va lì e dice: ma Gesù, cosa stai facendo? Noi siamo andati via, eravamo tutti preoccupati. E Maria chega e diz: Jesus, o que está fazendo? A gente estava preocupado com você, nós fomos embora. E Gesù risponde: ma perché vi siete preoccupati? E Jesus responde: mas por que vocês estão preocupados? Non sapete che io devo stare nella casa del mio padre? Vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? In Luca 2,51, Em Lucas 2:51. dopo che sono successe queste cose, Depois que aconteceu essas coisas, c'è scritto: e poi Gesù discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. e ele desceu com seus pais, indo para Nazaré e obedecia a eles. E a sua mãe guardava todas essas coisas no coração. L'attitudine che Maria aveva A atitude que Maria tinha, e che voglio condividere con voi questa que eu sera quero compartilhar com vocês nessa noite, è proprio questa. é próprio essa. Che cosa conservi nel tuo cuore? O que você conserva no teu Che cuore? cosa custodisci nel tuo cuore? O que você guarda no teu coração? C'è differenza Tem diferença tra ciò che custodiamo nella nostra mente aquilo que nós guardamos na nossa mente e ciò che custodiamo nel nostro cuore. e aquilo que nós guardamos dentro do nosso coração. Custodire nella nostra mente Guardar na nossa mente significa semplicemente ricordare, significa simplesmente lembrar, memorizzare. memorizar. Quando noi dobbiamo fare un'interrogazione a scuola, Quando nós temos que fazer uma prova na escola, ci sono materie che dobbiamo memorizzare la lezione existem matérias que nós temos que memorizar as lições per poterla esporre al professore. para expor aos Questo professores. significa conservare nella nostra mente. Isso significa conservar na nossa mente. Quando siamo sul lavoro ci sono meccanismi del lavoro che dobbiamo imparare a memoria. E quando nós estamos no trabalho, existem mecanismos do trabalho que nós temos que lembrar de cabeça na nossa mente Per poterli fare correttamente. para poder fazer corretamente. Questo significa conservare, custodire nella nostra mente. Isso significa conservar e guardar na nossa mente. Memorizzare, ricordare. Lembrar. Ma quando invece parliamo di custodire nel nostro cuore, Mas quando nós falamos de guardar no nosso coração, non significa semplicemente ricordare, não significa somente lembrar. significa ricordare Significa recordar e credere. e acreditar. Ricordare Recordar e acreditar. e credere. Questo significa custodire nel nostro cuore. Isso significa guardar no nosso coração.
quando Maria custodiva queste cose nel suo cuore, Quando Maria guardava essas coisas no seu coração, non solo si è ricordata per molti anni não só ela se lembrou por muitos anos che quei pastori gli avevano detto questo bambino è il figlio di Dio, que aqueles pastores tinham dito a ela que essa criança é o filho de Deus, o che quando Gesù gli ha detto io devo stare nella casa del mio padre, ou que quando Jesus disse a ela, eu tenho que estar na casa do meu non pai, solo si ricordava di questi episodi, ela não só se lembrava disso, ma credeva in queste parole. mas acreditava nessas palavras. Per questo motivo, Por esse motivo, alcuni anni dopo, alguns anos depois, noi sappiamo che Gesù compie 30 anni, quando Jesus completa 30 anos, si battezza se batiza e lì inizia il suo ministero. e ali ele inicia o seu ministério. E il primo miracolo di Gesù, E o primeiro milagre de Jesus, forse molti di voi lo sanno, talvez muito de vocês è il sabem, miracolo delle nozze di Cana di Galilea. é o milagre do casamento em Canaã. È quel famoso episodio in cui Gesù trasforma l'acqua in vino. É aquele famoso episódio em que Jesus transforma a água em vinho. Vi ricordate cosa è successo quel giorno? Você lembra aquilo que aconteceu nesse dia? Gesù è stato invitato a questo matrimonio, Jesus foi convidado a esse casamento, solamente che durante la festa è finito il vino. somente que durante a festa acabou o vinho. Tragedia. Tragédia. A quel tempo era una tragedia che finisse il vino al matrimonio. Naquele tempo era uma tragédia que acabasse o vinho no casamento. Perché gli sposi, le famiglie degli sposi sarebbero stati disonorati da questo fatto. Porque se isso acontecesse, a família seria desonrada. Oltre a ciò che costituiva il vino in un termine di simbolismo, Além daquilo que significava o vinho no termo de símbolo, il vino era il simbolo di felicità, di gioia. o vinho significava felicidade e alegria. E se il vino finiva nella festa di matrimonio, E se o vinho acabava na festa de casamento, questo significava che questo matrimonio sarebbe stato un matrimonio triste. significava que esse casamento seria um casamento triste. Non sarebbe stato un matrimonio benedetto. Não seria um casamento abençoado. Era veramente una tragedia totale che finisse il vino nel Era uma matrimonio. tragédia total que acabasse o vinho. Ma a un certo punto una persona va da Gesù Mas, a um certo ponto, uma pessoa vai até Jesus e gli dice non hanno più vino. e diz a ele: nós não temos mais vinho. Se questa persona, noi sappiamo poi come va a finire la storia, no? Nós sabemos como vai acontecer a história. Gesù fa questo miracolo. Jesus faz esse milagre. Solo che se questa persona che andava da Gesù, che è andata da Gesù, Só que se essa pessoa que foi até Jesus fosse stato uno dei due sposi, fosse dos esposos, dos noivos, probabilmente non sarebbe avvenuto nessun miracolo. provavelmente não teria acontecido nenhum milagre. Se fosse stato un invitato, la famiglia degli sposi, Se fosse convidado ou a família do noivo, probabilmente non sarebbe avvenuto nessun miracolo. provavelmente não teria acontecido nenhum milagre. A quella festa c'erano anche i discepoli di Gesù, Naquela festa tinham também os discípulos de quelli che Jesus. sarebbero diventati gli apostoli proprio. Aqueles que seriam avante os apóstolos. Ma vi dico che anche se uno di questi apostoli fosse andato da Gesù Mas eu te digo que se também desses apóstolos fossem até Jesus a dirgli non hanno più vino, para dizer que não tinham mais vinho, probabilmente non sarebbe successo niente, provavelmente não teria acontecido nada, nessun miracolo. nenhum milagre. Solo che quel giorno, in quel matrimonio, Só que naquele dia, naquele casamento, c'era una persona tinha uma pessoa che per tutta la vita aveva custodito nel suo cuore porque por toda a sua vida tinha guardado no seu coração la testimonianza di chi Gesù era. o testemunho de quem Jesus era. Quella persona era Maria. Essa pessoa era Maria. E fu proprio Maria quella sera andare da Gesù E foi Maria que foi até Jesus e gli disse: Gesù, non hanno più vino. e disse: Jesus, eles não têm mais vinho. Sapete, ho già predicato questa cosa tante volte. Sabem que eu já preguei essa palavra tantas vezes. Spero che nessuno qua rimanga rattristato. Espero que vocês não fiquem tristes. Ma Gesù, Dio, Jesus, Deus, non risponde alle nostre necessità. não responde às nossas necessidades. Gesù non risponde alle nostre necessità. Deus não responde às nossas Gesù non necessidades. risponde ai nostri problemi. Deus não responde aos nossos problemas. Quella sera c'è stato quel problema che è finito il vino.
Naquela noite tinha esse problema que acabou o vinho. Gesù non ha fatto un miracolo perché c'era la necessità di avere più vino. Jesus não fez um milagre porque tinha necessidade de ter mais vinho. Se tu hai una necessità nella tua vita, Se você tem uma necessidade na tua vida, Gesù non verrà incontro alla tua necessità. Jesus não vai vir encontro a tua necessidade. Forse tu hai una malattia, ti serve una cura. Talvez você tenha uma doença, te serve uma cura. Gesù non verrà incontro a questa tua necessità. Jesus não vai vir encontro a essa tua necessidade. Forse hai bisogno di un cambio di vita, forse hai bisogno di lasciare dei peccati, dei vizi. Talvez você precise de uma mudança de vida, de deixar o pecado. Gesù non verrà incontro alla tua necessità. Jesus não vai vir encontro a tua necessidade. Forse la tua famiglia, il tuo matrimonio ha bisogno di essere restaurato. Talvez a tua família, o teu casamento precisa ser restaurado. Non voglio lasciarti triste, ma Gesù non verrà incontro alla tua necessità. Não quero te deixar triste, mas Jesus não vai vir ao encontro a essa necessidade. Ciò a cui va incontro Gesù, Aquilo que Deus vai ao encontro, ciò che muove Gesù, aquilo que move Jesus, non sono le nostre necessità, não são as nossas necessidades, è la nostra fede. é a nossa fé. La nostra fede muove Gesù. É a nossa fé que move Jesus. È alla nostra fede che Gesù va incontro. É a nossa fé que Jesus vai encontro. Se noi abbiamo un problema, Se nós temos um problema, una malattia, un problema in famiglia, un problema con vizi, un qualsiasi problema, uma doença, um problema na nossa família, um problema com os vícios, qualquer problema que seja, Gesù non verrà incontro alla nostra necessità. Deus não vai vir ao encontro à nossa necessidade. Ma se questo problema noi lo mettiamo ai piedi di Gesù, Mas se esse problema nós colocamos aos pés de Jesus, credendo che solo in Lui c'è la possibilità di risolvere questo problema, crendo que somente nele nós temos a possibilidade de resolver este problema, avendo totale fede in Lui, tendo total fé nele, allora lì sì che muoveremo Gesù. ali nós moveremos Jesus. Lì sì che Gesù verrà incontro al nostro Ali problema. Jesus vai vir ao encontro ao nosso problema. Lì sì che Gesù verrà incontro alle nostre necessità. Ali que Jesus vai vir encontro à nossa necessidade. Per questo vi dico che se gli sposi avessero chiesto un miracolo, Por isso eu te digo, se os noivos tivessem pedido um milagre, non sarebbe avvenuto nessun miracolo. não teria acontecido nenhum milagre. Gesù fino a quel momento non si era mai manifestato. Jesus até aquele momento nunca tinha se manifestado. Nessuno credeva che potesse compiere un miracolo. Ninguém acreditava que Jesus podia fazer um milagre. Neanche i suoi apostoli. Nem os seus apóstolos. L'ultimo versetto di questo episodio O último versículo desse capítulo dice che dopo che Gesù ha fatto questo miracolo, diz que depois que Jesus fez este milagre, i suoi discepoli cominciarono a credere in lui. os seus discípulos começaram a acreditar nele. Fino a quel momento non erano certi chi fosse Gesù. Até aquele momento eles não sabiam quem era Jesus. Non erano certi di cosa potesse fare. Eles não sabiam com certeza aquilo que Jesus podia fazer. Ma Maria credeva in Gesù. Mas Maria acreditava em Jesus. Aveva fede in Gesù. Ela tinha fé em Jesus. Perché aveva custodito nel suo cuore Perché la la- testimonianza di chi Gesù era. Porque ela tinha guardado no seu coração a testemunhança de quem Jesus era. Ho cominciato questo messaggio parlando che noi siamo coloro che credono nel sovrannaturale. Eu comecei essa mensagem dizendo que nós somos aqueles que creem no sobrenatural. Ma se noi vogliamo vivere e vedere il sovrannaturale di Dio, Mas se nós queremos viver e ver o sobrenatural de Deus, tutto quanto parte da ciò che noi custodiamo nel nostro cuore. tudo isso parte daquilo que nós guardamos no nosso coração. Perché quando ci servirà un miracolo, Porque quando nos servirá um milagre, Dio non verrà incontro alla nostra necessità di un miracolo. Deus não vai vir ao encontro à nossa necessidade do milagre. Dio verrà incontro a questa necessità solo se lo chiederemo con fede. Deus vai vir ao encontro a essa necessidade se nós pedirmos a Ele com fé. E affinché noi possiamo avere fede, E até que nós temos essa fé, noi dobbiamo custodire la testimonianza di Gesù nel nostro cuore. nós temos que guardar o testemunho de Jesus dentro do nosso Ci coração. sono tanti modi per riuscire a ricevere questa testimonianza nel nostro cuore. Existem tantos modos que nós podemos receber esse testemunho no nosso coração. Il primo modo E o primeiro modo è quello della lettura della parola. O primeiro modo é ler a palavra de Deus. La parola di Dio è la più grande testimonianza che noi abbiamo dell'esistenza di Gesù. Ler a palavra de Deus é a primeira testemunhança, grande testemunhança da existência de Deus. Pensate, questo libro Pensem que esse livro, è stato scritto da più di 40 persone ele foi escrito por mais de 40 pessoas. in più di 1600 anni di storia. E mais de
mil anos de história. Dal primo scrittore all'ultimo sono passati più di 1600 anni. Do primeiro escritor ao último passou mais de 1.600 anos. Ha 66 libri diversi Tem 66 livros diferentes. e ognuno di questi libri E cada desses livros punta a Gesù Cristo. mostra Jesus. Ognuno di questi libri Cada desses livros si può collegare con un altro se colega com o outro per farci capire che Gesù Cristo para nos fazer entender que Jesus Cristo è il figlio di Dio, é o Filho de Deus, che un giorno ha deciso di sua volontà que dia decidiu de sua vontade di camminare su questa terra insieme a de noi caminhar sobre essa terra junto conosco e di morire per ognuno di noi, e de morrer por cada de nós, affinché ognuno di noi possa ricevere la salvezza eterna. até que cada de nós possa receber a salvação eterna. Questo libro è meraviglioso Esse livro é maravilhoso. e all'interno di questo libro noi possiamo leggere così tante testimonianze E ao interno desse livro a gente pode ler tantas grandiosas testemunhos che possono mettere una testimonianza di chi Gesù è nel nostro cuore. que podem colocar um testemunho de quem Jesus é no nosso coração. E noi possiamo custodire questa testimonianza Nós podemos guardar esse testemunho per avere fede in Gesù. para ter fé em Jesus. Un altro modo per custodire la testimonianza di Gesù nel nostro cuore Outro modo de guardar o testemunho de Jesus no nosso coração è quello di ascoltare la parola di Dio. é aquele de escutar a palavra de Deus. C'è scritto in Romani 10, così la fede viene da ciò che ascoltiamo Está escrito em Romanos 10, assim a fé vem daquilo que nós ouvimos. e ciò che ascoltiamo è la parola di Dio. E aquilo que nós escutamos é a palavra de Deus. Tante volte ascoltiamo tante testimonianze, Tantas vezes nós escutamos tantos testemunhos, come quella che ha raccontato prima qua Sonia, como aquela que contou aqui antes da Sônia, o come quelle che tanti di voi hanno e hanno già raccontato, como cada de vocês contaram e tem, che possono mettere un seme nel nostro cuore. que possam colocar uma semente no nosso coração. Quanti di noi sono già venuti a conoscere Gesù Quantos de nós vieram já conhecer Jesus attraverso la testimonianza di un fratello, di una sorella através do testemunho de um irmão e de uma irmã che ha ricevuto una cura miracolosa que recebeu uma cura milagrosa? e voi avete detto io credo in questo Gesù, E vocês disseram, eu acredito nesse Jesus. se ha curato questa persona può farlo anche con me. Se Jesus curou essa pessoa, pode fazer também comigo. E Gesù ha agito nella tua vita. E Jesus agiu na sua vida. Quante volte noi siamo stati toccati da una predicazione di una parola? Quantas vezes nós fomos tocados de uma pregação, de uma È palavra? così che Dio agisce. É assim que Deus age. La fede nasce in noi A fé nasce em nós attraverso la predicazione della parola. através da pregação da palavra. Questo è il secondo modo che noi abbiamo per poter custodire la testimonianza di Gesù nel nostro cuore. Esse é o segundo modo que nós temos para guardar o testemunho de Jesus no nosso coração. Ma voglio parlarvi di un terzo modo, Mas eu quero te falar de um terceiro modo, che forse è più forte anche degli altri due. que talvez é mais forte do que os outros dois. C'è scritto nel Salmo 34, al versetto 8. Está escrito no Salmos 34, versículo 8. Provate Provai e vedrete e vede quanto il Signore è buono. quanto o Senhor é bom. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Provai e vede quanto o Senhor é bom. Un terzo modo Um terceiro modo per riuscire a ricevere nel nostro cuore una testimonianza di chi Gesù è para conseguir guardar um testemunho de quem Jesus é. e attraverso questa testimonianza, É através desse testemunho, attraverso questa cosa che custodiamo nel nostro é cuore, através daquele algo que nós guardamos no nosso coração, vedere e vivere il sovrannaturale di Dio. ver e viver o sobrenatural de Deus. È ricercare di avere esperienze con Dio. É achar e provar experiências com Deus. Gesù vuole che noi non solo leggiamo la parola, Jesus não quer que nós somente lemos a palavra. non solo ascoltiamo predicazioni e O testimonianze, Senhor não quer que nós somente escutamos pregações e testemunhanças. ma quello che ci dice questo salmo Mas aquilo que diz esse salmo è che Gesù vuole che noi viviamo esperienze con Lui. é que Jesus quer que nós vivemos experiências com Lui. Provate e vedete quanto il Signore è buono. Provai e vede quanto o Senhor é bom. Forse ci sono qua persone che credono in Gesù, Talvez existem pessoas que acreditam em Jesus, ma che da tanto tempo non stanno più provando esperienze sovrannaturali con Lui. mas há muito tempo não estão vivendo coisas sobrenaturais com Jesus. Gesù vuole che noi ritorniamo a vivere queste esperienze sovrannaturali. Jesus quer que nós voltamos a viver essas experiências sobrenaturais.
Giobbe, capitolo 42, versetto 5. Jó, no capítulo 42, versículo Il 5. mio orecchio aveva sentito parlare di te, Os meus ouvidos ouviram falar de ti, ma oggi il mio occhio ti sta vedendo. mas hoje os meus olhos te veem. Quello che Gesù vuole è che noi vediamo l'agire di Dio, viviamo l'agire di Dio nella nostra vita. Aquilo que Jesus quer que nós vejamos o agir de Deus, que nós vivamos o agir de Deus na nossa vida. Che noi ricerchiamo esperienze personali con Lui. Que nós procuramos ter experiências pessoais com Ele. Che noi smettiamo di vivere una fede basata solo su quello che abbiamo sentito dire. Que nós paramos de viver sobre uma fé que nós somente daquilo que nós ouvimos falar. Dio ha tante cose che ha preparato per noi. Deus há tantas coisas que Ele preparou para nós. Ha cose sovrannaturali che ha preparato per noi. Tem coisas sobrenaturais que Ele preparou para nós. Ma siamo noi che dobbiamo riuscire a vivere queste esperienze con Lui. Mas somos nós que temos que viver essa experiência com Ele. In che modo possiamo vivere queste esperienze? Em que modo nós podemos viver essa experiência? Ad esempio nelle difficoltà. Por exemplo, nas dificuldades. Tanti di noi passano tante difficoltà durante la nostra giornata Todos nós passamos muitas dificuldades no nosso dia. e tante volte noi scappiamo da queste difficoltà. E muitas das vezes nós corremos dessas dificuldades. Gesù vuole che noi ci affidiamo a Lui in queste difficoltà. Jesus quer que nós confiamos nele nessas dificuldades. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Provai e vede o quanto o Senhor é bom. Quando noi ci affidiamo a Dio nelle nostre difficoltà, Quando nós confiamos em Deus nas nossas dificuldades credendo che in Lui c'è potenza di fare, e cremos que nele tem poder de fazer, noi lì possiamo sperimentare il sovrannaturale di Dio. nós ali podemos experimentar o sobrenatural de Deus. Quando noi non ci giriamo dall'altra parte, scappiamo via, Quando nós não viramos as nossas costas e corremos na outra direção, ma ci inginocchiamo ai piedi di Gesù, mas quando nos ajoelhamos aos pés do Senhor, noi lì possiamo sentire l'agire di Dio nella nostra vita. ali nós podemos sentir o agir de Deus na nossa vida. Ci sono persone oggi che non si ritengono degne neanche di ricevere qualcosa da Dio. Existem pessoas que não se sentem dignas de receber algo de Deus. L'altro giorno abbiamo fatto un in casa. Esses dias nós fizemos em casa. Ho raccontato questa testimonianza anche al corso Seguitemi, Eu contei esse testemunho também no curso de Seguite-me, dove John ha dato una parola che è venuta da Dio. onde John deu uma palavra que veio do céu. E finché parlava lo Spirito Santo muoveva il mio cuore. E até quando ele falava, o Espírito Santo movia o meu coração. Parlava di quel giorno in cui c'è stata una pesca miracolosa, Ele falou daquele dia em que teve uma pesca milagrosa, in cui Gesù ha fatto pescare un sacco di pesci a Pietro. em que Jesus fez ele pescar muitos peixes a Pedro. E quando Pietro ha visto questa pesca, E quando Pedro viu essa pesca, lui si è inginocchiato ai piedi di Gesù ele se ajoelhou aos pés de Jesus e gli ha detto: Gesù, io non sono degno, e disse: Jesus, eu não sou digno. vai via da me. Fica longe de È mim. quello che lo Spirito Santo ha parlato attraverso John. E aquilo que o Espírito Santo falou através de João È stata questa attitudine che ha avuto Pietro. foi essa atitude que teve Pedro. Pietro non si sentiva degno, Pedro não se sentia digno, ma nonostante questo non si è girato e è andato via. mas mesmo assim ele não se girou e foi embora. Pietro è andato ai piedi di Gesù, Pedro foi aos pés do Senhor si è Jesus, inginocchiato davanti a se Gesù, ajoelhou aos pés de Jesus, riconoscendo che lui era più grande. reconhecendo que ele era Ma maior. nonostante questo non è scappato. Mas mesmo assim ele não fugiu. Quando in mezzo alla prova, in mezzo alla difficoltà, Quando mesmo a tua aprovação e dificuldade, in mezzo alla situazione in cui non ci sentiamo degni, e mesmo as situações, no meio das situações de que nós não se sentimos dignos, noi non ci giriamo per scappare, nós nos giramos e vamos embora. ma abbiamo la forza per inginocchiarci ai piedi di Gesù. Mas nós temos a força para nos ajoelhar aos pés do Senhor. Noi lì possiamo provare esperienze nuove con Dio, Ali nós podemos provar experiências novas com esperienze sovrannaturali Deus. con Dio. Experiências sobrenaturais com Deus. Uno dei versetti che mi piace di più dell'intera Bibbia Um dos versículos que eu gosto mais da Bíblia e che predico su questo versetto un sacco di volte e que eu prego sobre esse versículo muitas vezes, è quello che si trova in Malachia 3:10. é aquilo que nós vemos em Malaquias 3:10. È un versetto che ci parla di decime, di offerte, É um versículo que nos fala de dízimos e ofertas. ma non mi piace perché parla di decime e di offerte. Não é que eu gosto porque me fala de dízimos e Mi ofertas. piace per quello che Dio ci dice in questo versetto. Eu gosto porque
daquilo que Deus nos diz nesse versículo. Dio dice: portate tutte le decime alla casa del tesoro Deus diz: trazem todos os dízimos à casa do tesouro e mettetemi alla prova. e me coloquem à prova. E vedrete se io non riverserò su di voi le benedizioni. E vocês vão ver se eu não vou derramar sobre vocês tantas bênçãos. Per me è una cosa incredibile Para mim é algo incrível che Dio onnipotente, que Deus onipotente, che ha creato il cielo e la terra, que criou os céus e a terra, che noi siamo così piccoli davanti a Lui que nós somos tão pequenos diante e dele. noi sappiamo questo. E nós sabemos disso. Nonostante questo Lui ci dice: mettetemi alla prova. Mesmo assim, Deus diz: coloque-me à prova. È una cosa per me che non ha senso, no? É uma coisa que não tem senso. Noi non abbiamo bisogno di provare Dio, Nós não precisamos provar Deus. ma Dio ci dice: mettetemi alla prova, Mas Deus diz: me coloquem em prova. ovvero abbiate esperienze sovrannaturali attraverso di me. Deus está dizendo: tenho experiências sobrenaturais através de mim. Dio vuole che noi viviamo questo sovrannaturale. Deus quer que nós vivamos este sobrenatural. Dio vuole che nel nostro cuore ci sia qualcosa da custodire, Deus quer que no nosso coração tenha algo para guardar, che è la testimonianza di chi Gesù Cristo è. que é o testemunho de quem Jesus Cristo é. Ah, forse è tutta una vita che tu stai avendo fede, Talvez é toda a tua vida que você está tendo fé, ma nonostante questo non vedi l'agire di Dio. mas mesmo assim você não vê o agir de Deus. Io posso assicurarti, Eu posso dizer com segurança: Dio viene incontro alla nostra fede. Deus ele vem ao encontro à nossa fé. Se ancora non hai visto l'agire di Dio, Se você ainda não viu o agir de Deus, è perché non era il tempo di Dio. porque não era o tempo de Deus, Ma nel tempo di Dio, mas no tempo de Deus, come c'è scritto nella sua parola, como está escrito na sua palavra, Lui farà piovere la pioggia di primavera sulla nostra ele vita. vai fazer chover a chuva de primavera na nossa vida. Molti di voi sanno che abbiamo questo pavimento solo dall'anno scorso. Muitos de vocês sabem que nós temos esse chão não, piso, E anche il tetto. e o teto também. Abbiamo fatto tutto nel giro di un mese. Nós fizemos tudo em um mês. Dopo 3 anni che eravamo qua. Depois de 3 anos que nós estávamos aqui. La prima cosa che quando siamo entrati in questo posto abbiamo detto io e Andrea A primeira coisa que quando nós entramos neste lugar, nós tínhamos dito: è dobbiamo fare il pavimento nós temos que fazer o piso e il tetto. e teto. E per 3 anni E por 3 anos, non siamo mai riusciti a farlo. nós não conseguimos fazer. Abbiamo pregato, Nós oramos, avevamo fede, nós tínhamos fé, ma non siamo mai riusciti a farlo. mas não conseguimos fazer. Non avevamo le risorse materiali per farlo. Nós não tínhamos dinheiro para fazer. È avvenuto l'estate scorsa Quando chegou no verão ano passado, che incredibilmente, miracolosamente, incrivelmente, milagrosamente, in una settimana em uma semana, abbiamo avuto abbastanza soldi e risorse per riuscire a fare il tetto. nós tivemos dinheiro para fazer o teto e o piso. No, solo il tetto. Só o teto. Eravamo felicissimi di questo. Nós estamos muito felizes disso. In realtà il tetto aveva lo stesso prezzo più o meno del Na pavimento, realidade, o teto tinha o mesmo preço do chão, do ma abbiamo piso. deciso di fare prima il tetto. Mas nós decidimos primeiro fazer o teto. E quel giorno che abbiamo avuto tutti questi soldi e queste risorse per farlo, Naquele dia que nós tivemos todo esse dinheiro para fazer, io e Andrea siamo andati al Bricoman, nós fomos no Bricoman, dove ci sono i materiali per la costruzione, onde tinha os materiais para construção, per vedere dei materiali che ci servivano per completare il tetto. para nós vermos materiais que serviam para nós completarmos o teto. E quando siamo arrivati Quando nós chegamos, abbiamo visto un pavimento che ci piaceva tantissimo. nós vimos um piso que nós gostávamos muito. Pensate, la settimana prima erano entrati i soldi per fare tutto il tetto, A semana antes tinha entrado dinheiro para nós fazermos todo o teto. qualcosa che non era mai successo in 3 anni fino a quel momento. Algo que não era mais, nunca aconteceu em 3 anos até aquele momento. Ma Andrea ha detto, se questa sera era un sabato, Mas naquele dia eu disse, se nessa noite, che era un sabato, que era um sábado, entreranno abbastanza soldi per fare il pavimento, que se essa noite entrar dinheiro bastante para nós fazermos o piso, e ovviamente anche poter fare il tetto, também acabar o teto, domani veniamo qua e compriamo questo pavimento. amanhã a gente vai vir aqui e comprar esse piso. È qualcosa che
era impossibile, no? Era algo que era impossível. Per 3 anni non era mai successo che riuscissimo a mettere da parte i soldi per tutto. Por 3 anos nós nunca conseguimos colocar dinheiro à parte para fazer tudo. La settimana prima abbiamo avuto i soldi per il tetto, Uma semana antes nós tivemos o dinheiro para non fazer o avevamo teto. altri soldi per fare il pavimento. Mas nós não tínhamos dinheiro para fazer o Sarebbe piso. dovuto entrare troppi soldi. Tinha que entrar muito dinheiro. Quella sera lì, Naquela mesma noite, dopo che c'è stato il culto, depois do culto, le nostre tesoriere hanno contato i soldi as nossas tesoureiras contaram o dinheiro e c'erano abbastanza soldi per comprare il e tinha pavimento. bastante dinheiro para nós comprarmos o piso. Molti di voi sanno già di questa testimonianza, Muitos de vocês sabem já desse testemunho, ma oggi ve la voglio ripetere, mas eu queria contar para vocês de novo, perché quando noi abbiamo fede, porque quando nós temos fé, niente è impossibile a Dio. nada é impossível para E Deus. nel tempo di Dio Lui può far avvenire le E no cose. tempo de Deus, Deus pode fazer acontecer as Per coisas. 3 anni non eravamo riusciti a fare niente, Por 3 anos nós não tínhamos conseguido fazer nonostante nada. le preghiere e la fede. Mesmo que nós estávamos orando, Ma quel giorno mas naquele dia l'Andrei ha messo Dio alla prova. eu coloquei Deus à prova. Ha detto, se questa sera Dio farà entrare abbastanza soldi per fare il pavimento, Se nesse dia entrar dinheiro para conseguirmos fazer o piso, l'Andrei ha messo Dio alla prova André colocou Deus à prova. e Dio ci ha fatto vivere un'esperienza sovrannaturale E Deus nos fez viver uma experiência sobrenatural. che ha benedetto anche il nostro inverno qua dentro, no? Que nos abençoou no nosso inverno nesse lugar. Dio vuole che noi proviamo queste esperienze. Deus quer que nós provamos essas experiências. Non abbandonare la tua fede se vedi che le cose non stanno andando bene. Não abandonar a tua fé se você vê que as coisas não estão indo como você quer. Continua a perseverare in questa tua vita cristiana. Continua a perseverar na tua vida cristã. Continua a perseverare nell'opera di Dio. Continua a perseverar no reino de Deus. Continua a custodire nel tuo cuore la testimonianza di Gesù. Continua a guardar no teu coração o testemunho de Jesus. Perché attraverso questa testimonianza Porque através desse testemunho che tu potrai avere la fede per vedere il sovrannaturale nella tua vita e nella tua casa. é que que você vai ter a fé para ver o sobrenatural na tua vida e na tua casa. Amen. Amém? Possiamo alzarci. Nos coloquemos de pé. Facciamo una preghiera per Vamos terminare fazer questo uma oração momento. para nos acabarmos. Amen. Che noi possiamo diventare persone che sappiano guardare nel nostro cuore la testimonianza di Gesù. Que nós podemos ser pessoas que conseguem guardar no coração o testemunho de Jesus. Che possiamo credere veramente nelle parole di questo libro. Que nós possamos acreditar realmente nas palavras deste livro. Che le testimonianze, le predicazioni, le parole che sentiamo Que os testemunhos, as pregações e as palavras que nós ouvimos possano toccare il nostro cuore possam tocar o nosso coração. e che noi possiamo credere in queste Que testimonianze. nós podemos crer nesse testemunho. Che noi possiamo vivere esperienze sovrannaturali con Que Dio. nós possamos viver experiências sobrenaturais com Deus. Affinché custodendo tutta questa testimonianza di Gesù nel nostro cuore, Até que enquanto nós guardarmos essa testemunhança de Jesus no nosso coração, noi possiamo veramente vivere e vedere il sovrannaturale di Dio nella nostra vita. nós possamos viver e ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Che noi possiamo dichiarare quello che ha dichiarato Giobbe. Que nós podemos declarar aquilo que declarou Job. Avevo sentito parlare di te, Eu tinha ouvido falar de você, ma oggi mas hoje io ti ho visto. eu te vi. Amen. Amém? Padre, nel nome di Gesù, io ti prego, Signore, questa sera per la tua Chiesa. Una Chiesa, Signore, che desidera più di te, Signore. Una Chiesa che desidera più del tuo sovrannaturale nelle nostre vite, Signore. Non è, Signore, per un nostro interesse, Signore, ma noi crediamo, Padre, che attraverso il tuo nome, Signore, attraverso il tuo Spirito, tu possa compiere l'impossibile dentro ognuno di noi. Padre, nel nome di Gesù benedici ogni fratello, ogni sorella qua presente, ogni persona che ci sta seguendo online, Signore, che tu possa toccare le case di ognuno di noi questa sera e che ogni parola che noi abbiamo sentito oggi possa, Signore, venire a essere custodita nel nostro cuore, affinché, Signore, la nostra fede possa farci vivere e vedere il tuo sovrannaturale nelle nostre vite. Noi crediamo che tu sei un Dio di miracoli, noi crediamo e dichiariamo che tu sei il Dio dell'impossibile. Per questo, Signore, nel nome di Gesù, benedici, Signore, con l'azione del tuo Spirito ogni casa, ogni famiglia rappresentata. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen.
che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Dammi il tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per sul monte tuo, chi resterà davanti a te? Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Perché io vedo la tua gloria, Gesù. E salirà sul monte tuo, chi resterà
davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà, chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Oh, Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Per adorarti. Per adorarti. Per adorarti. Noi voglio in questo momento chiamare te qua davanti, che hai bisogno di fare prova con Dio. Metti davanti a Dio la tua difficoltà, usa la tua fede oggi, questa sera. Tu hai l'opportunità di mettere la tua fede in prova questa sera. Tu hai l'opportunità di metterti in ginocchio davanti ai piedi del Signore. Forse tu non ti senti degna, tu non senti degno. Ma oggi Dio ti dice: io farò il miracolo nella tua vita se tu mi metti alla prova e se tu sei disposto a usare la tua fede oggi. Io voglio invitarti questa sera qua davanti. Se tu hai bisogno di una preghiera per qualcosa, se tu hai bisogno di vivere un sovrannaturale di Dio, se tu hai bisogno che Dio agisca in qualcosa che tu oggi non ci riesci a risolvere, se tu hai bisogno di che Dio agisca nella tua vita per qualcosa che tu non ci riesci più a gestire, il nostro Dio può fare per te, il nostro Dio può agire per te, il nostro Dio può guarire per te, il nostro Dio può farlo per te. Quindi questa sera noi pregheremo per questo, noi pregheremo perché il sovrannaturale di Dio possa agire nella tua casa, agire nella vita della tua famiglia, perché noi non preghiamo nel nostro nome, ma noi preghiamo nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E quindi io ti invito questa sera a non ascoltare la mia preghiera, ma a dichiarare tramite la tua bocca quello che tu vuoi vivere in Dio quest'anno, dichiarare tramite la tua bocca quello che tu vuoi che Dio faccia nella tua vita questo anno, dichiarare tramite la tua bocca ciò che il Signore vuole che il Signore agisca nella tua vita. Comincia a dichiarare: Signore, io dichiaro questo momento, Signore, io dichiaro questo momento, Signore, nella tua chiesa, Signore, in queste persone che sono venuti qua, Signore, io dichiaro, Signore, liberazione, Padre, io dichiaro salvezza, Signore, io dichiaro
miracolo, Signore. Io dichiaro sovrannaturale, Signore. Io dichiaro che cose, Signore, che loro stanno mettendo davanti a te adesso, in questo momento, davanti alla loro fede, Signore, succederanno, Signore. Spirito Santo, questi saranno testimoni, Signore, di quello che vivranno in te. Questo ti racconteranno, Signore, la storia, Signore, di trasformazione. Questo ti racconteranno, Signore, storia di cambiamenti. Questi ci racconteranno, Signore, storia di liberazione, Padre, poiché noi crediamo, Signore, in te. Noi crediamo, Signore, nella tua parola. Noi crediamo nella tua promessa. Provai e vedete che io sono buono. Provai e vedete che io mi verserò su di voi benedizioni tali che non potete mai vedere, non potete mai capire, perché è sovrannaturale di Dio. Quando succede noi non riusciamo a spiegare. Padre, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Padre, nel nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù, in questo momento, Signore, versa su questa chiesa uno spirito di guarigione, Padre. Noi non accettiamo più, Signore, noi dichiariamo, Padre, guarigione sulla tua chiesa, Padre. Noi dichiariamo, Signore, nel nome potente di Gesù Cristo, noi dichiariamo, Signore, in nome di Gesù, malattia dell'inferno, malattia dell'inferno, noi dichiariamo vai via, noi dichiariamo guarigione, noi dichiariamo nel nome di Gesù, Signore, noi dichiariamo nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Spirito Santo, le porte che sono chiuse, Spirito Santo, le porte che non si aprono, Spirito Santo, che oggi siano aperte nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, che oggi siano aperte. Spirito Santo, in nome di Gesù, Signore, noi dichiariamo, Signore, che il Signore libererà, Signore, libererà di catene, Signore, catene che l'inferno sta mettendo contro la tua chiesa, contro vita, Signore. Padre, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Spirito Santo, nel nome di Gesù, noi in nome di Gesù, Signore, noi chiamiamo il tuo nome, Signore. Non è il nome dell'Andrea, non è il nome della chiesa di Emi Verona, non è che il nome del pastore Enrico, ma è il tuo nome, Signore. Il tuo nome c'è potere, il tuo nome c'è potere, il tuo nome c'è potere, Padre. E nel nome di Gesù noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo in nome di Gesù, in nome di Gesù, in nome di Gesù, che ci sia liberazione in questo momento, che ci sia liberazione, che ci sia liberazione in questo momento, che ci sia liberazione in questo momento, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, Padre. Che tutti gridano che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora, che tutti gridano che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora, che tutti gridano che tu sei santo. Gli angeli si
il cielo adora e tutti che tu sei santo, la terra canta, il cielo adora. Tu puoi dichiarare con gioia, il cielo adora, e tutti gridano. stessa presenza che noi abbiamo sentito qua in tutta questa serata possa prendere uno spazio nel nostro cuore, possa accompagnarci alle nostre case, possa cambiare la nostra settimana, possa cambiare il nostro modo di reagire alle difficoltà, perché noi sappiamo che Dio è con noi, che Dio abita in noi e che come è stato presente in mezzo a noi questa sera, Lui ci accompagnerà in ogni giorno di questa settimana e in ogni giorno della nostra fede, quando noi rimettiamo la nostra fede in Lui. Amen. Possiamo fare un applauso al nostro Signore per concludere questo nostro adorarti a Lui, un adorarti in
cui lo Spirito Santo si è manifestato in una maniera incredibile in mezzo a noi. Amen. Abbiamo già passato l'ora, dobbiamo finire purtroppo il nostro adorarti, dopo ci sarà da mangiare qualcosa, quindi fermatevi qua insieme a noi, non andate via, stiamo un po' insieme. Dobbiamo festeggiare anche i compleanni della settimana. Se c'è qualcuno che ha compiuto gli anni nella settimana appena trascorsa. Paolo oggi. Qualcun altro che ha fatto gli anni nell'ultima settimana? Nessuno? Non nascondetevi. Amen. Sei da solo, tutto per te, Paolo. Amen. Allora alziamo le nostre mani verso Paolo, diacono Paolo, leader dei nostri operai della Chiesa, una benedizione per questa casa, per questa famiglia, che Dio possa benedire questo nuovo anno della sua vita. Padre, in nome di Gesù mettiamo davanti a te oggi Paolo, Signore, questo tuo figlio, Signore, che tanto si mette all'opera, Signore, a compiere la sua chiamata che tu hai dato per la sua vita. Ti chiedo, Signore, che tu possa riempire il suo nuovo anno, Signore, della sua famiglia con la tua pace, Signore, con la tua gioia, con la tua allegria, Signore, con, Signore, il tuo spirito e la tua presenza, che tu possa camminare davanti a lui ogni giorno della sua vita, Signore, che questo possa essere un anno di miracoli, un anno di benedizioni, un anno di sovrannaturale per lui e per la sua casa. Noi ti preghiamo per questo nel nome di Gesù. Amen. Allora facciamo così con le nostre mani per ricevere la benedizione di Dio, che la sua pace, che la sua allegria, che la sua gioia, che la sua unità, che il suo amore riposino su ogni casa qua rappresentata, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e come uni in Cristo possiamo dire Amen.